Noi speriamo fortemente che Giovanni Paolo I possa arrivare agli onori degli altari e voi pregate anche per questo, Se pregate, no? Una volta approvato il decreto, se c'è il miracolo credo che non mancheranno molti. Il problema cioè il requisito è il miracolo. Anche perché, adesso non posso dirlo a voce alta, quindi spegnete i microfoni, no, il Papa non è ancora venuto nel Veneto, deve fare una visita nel Veneto. Ipotesi suggestiva, ma forse nemmeno troppo, quella di Papa Francesco che nel 2018 venga in visita nel Veneto ad annunciare la beatificazione di Albino Luciani da Canale d'Agordo, già patriarca di Venezia e già Papa Giovanni Paolo I. Il segretario di Stato Pietro Parolin, in visita alla grafica veneta di Trebaseleghe, che, come ha ricordato il suo proprietario Franceschi, stampa tra le altre cose varie Bibbie e Corani, qui ha ricordato che lavoro e solidarietà sono valori che riguardano tutti. Il male deve vincere il bene nella vita di tutti i giorni, come hanno dimostrato i genitori di Valeria Solesin e Luca Russo. E questa è la maniera giusta per rispondere all'odio che questi terroristi esprimono ed è il principio che la Sacra Scrittura dice: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene. Ecco, lì abbiamo un esempio concreto e quindi è incoraggiante. Parolin è intervenuto alla presentazione della rivista Le Tre Venezie su San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI in Cadore. Si è soffermato anche sulle proteste dei sindaci veneti che non vogliono ospitare i profughi. Anche qui vale il principio che richiamavo prima, cioè il principio della solidarietà. Questi fenomeni vanno affrontati insieme. Più ci isoliamo, ecco, e più ognuno cerca di difendere il suo proprio particolare, ecco, e questa, più difficile diventa anche, diciamo, affrontarli nel modo giusto.